particolare, diciamo, veramente di classe. Adesso noi avremo un breve cambio palco e io, diciamo, sfrutto questo cambio palco per approfondire, diciamo, l'argomentazione, la questione con Max Bellarosa, che ci sei venuto a trovare. Abbiamo detto che c'è un evento questa settimana, cioè questo venerdì, il 27. Questa settimana abbiamo concerto imperdibile all'Hiroshima, l'orchestra dei Cormorani, il liscio che incontra la musica dance, il liscio che incontra la musica EDM all'Hiroshima venerdì insieme a Mao e Johnson Righeira, chiaramente, con un po' di ospiti. Abbiamo Aldo di Quelli che è il calcio ecco, io è lì che volevo arrivare, ma sì. Adesso i Cormorani, diciamo, è una delle ultime release della tua diciamo fantasmagorica produzione, ma sì. Com'è che ci sei arrivato questa cosa? Allora, diciamo che l'idea di Cormorani nasce da un'idea buttata fuori da Vito e da me mentre stavamo facendo una rubrica per Albertino. In verità anni fa traduciamo le canzoni per un programma che si chiamava 50 Songs su Radio DJ, sì. Poi siamo andati avanti, abbiamo fatto un altro programma che si chiama Asgana Way con Paolo Noyes, Fabio Lisei e Wender, e poi niente, abbiamo smesso di fare queste traduzioni di canzoni, che dura una roba che è durata 5-6 anni. A un certo punto Albertino dice: proviamo a fare le versioni acustiche delle canzoni da discoteca, quindi diciamo la tua collaborazione con Radio DJ, la mia collaborazione è cominciata 12 anni fa, quando eri perché qua molti mi hanno chiesto: ma quindi Max, perché noi dopo gli Sberlicchio non avevamo detto, no, dopo gli Sberlicchio semplicemente un giorno mi chiama Albertino, mi dice: guarda, ho un'occasione da proporti, potrebbe essere un'occasione per tutti e due. E io ho pensato un attimo, 3, 2, 1, che mi ci butto. Certo, ho cominciato quindi a collaborare. Ci sono buttato. Con il team di Radio DJ, quindi con Albertino. Quindi con Albertino, con il quale abbiamo lavorato 9 anni. E adesso da 3 anni sono in pianta stabile a Ciao Belli, programma del pomeriggio da 1 alle 2 con DJ Angelo. E ti occupi di tutta una serie mi occupo sigle, siglette, jingle, jingoletti e una serie di rubriche. Cioè praticamente il mio compito è sparare puttanate, quindi mi sveglio la mattina. Ma farle bene, però. Ma farle bene. Farle come si deve, costruirle come si deve. Esatto, siccome tra l'altro non si possono neanche dire tante parolacce, quindi dobbiamo comunque fare attenzione anche al tipo di linguaggio. Sì. E quindi lo utilizziamo veramente estremo, bippandolo noi. Certo, a voce. E quindi tu ci hai portato anche degli esempi di ho portato degli esempi di canzoncine. Ecco, ora comincio. Praticamente una cosa di cui sentivamo molto la nostalgia era lo Zecchino d'Oro. Sì. E ci siamo chiesti: ma se un bambino napoletano si mettesse a cantare Gali, cosa viene fuori? Ecco, e cosa è venuto fuori? Senti un po'. Sentiamo un attimo, Costa, sentiamo Gali. Senti che bassi subito che gli hai messo, Mi piace bere tanta Coca-Cola, io faccio merenda a scuola con il tè alla pesca da poi berci sopra. Prima lo mando giù tutto, poi faccio un rutto, ma dopo un minuto, quando la maestra già spiega la situa, qui prendo una brutta piega. Devo farla pipì, succede sempre così, quando esco con mia mamma per fare la spesa e quando vado a giocare. E fuori fa un freddo cane, ma tu dimmi perché devo bere, se poi scappa la devo tenere. Scusa mamma, stanottata qui dentro al letto a me m'è scappata, c'avevo sete ed ho bevuto, poi non mi sono trattenuto, una cascata m'ho sognata e dentro al letto m'è scappata a pipì. Everybody! A pipì, a pipì. Questa diciamo è una delle ultime. E questo è un esempio dei giochini. Ma lì come se tu hai DJ Angelo che vi date ogni tanto qualche beccata, è lui che ti dice fammi una cosa di papà, pure dici mi è venuta in mente sta cosa. Mi è venuta in mente sta cosa, imbecchi, poi lui si sveglia magari di notte, ne butta fuori un'altra. E quindi siete continuamente diciamo in contatto, esatto, la spara un po' più grossa. Esatto. Però poi a te tocca diciamo dargli una se forma. A me tocca realizzarla, fortunatamente non sono da solo, come c'è Mari. Hai fatto anche delle cose, diciamo, e io se posso dire ogni tanto vengo a mettere anch'io lo zampino tra i vari. Sì, no, ma infatti volevo dirlo, ma non mi osavo. No, figurati, io mi diverto. No, infatti abbiamo scoperto questa dote di Mao. Cioè, a un certo punto, attraverso un percorso artistico veramente complesso, siamo arrivati alla Russia e quindi ai cori gregoriani ortodossi. Sì, a me fai fare le cose più serie. Ecco, tutte le cose più semplici le fa Mao.
Questa è una Tipo- cosa, guarda Costa, facciamola sentire velocemente, Guarda, senti che facciamo roba, sentire- che casino che è. Senti questo qua, il Il governo, metti il governo, Senti governo. ecco, questa cosa qua, Mao ci parla della situazione politica attuale. Qua è stata lunga, A più di un mese dalle elezioni non c'è il governo, tanto non ero nemmeno andato a votare perché era una festa organizzata coi soldi del bonus cultura. Speriamo che trovino finalmente un accordo di esponenti dei partiti e qualcuno che si sbrighi a mettere il reddito che ancora lo sto aspettando, di cittadinanza, di dignità o quello di inclusione, ma chi se ne frega di come si chiama, basta che mi danno il grano. A più di un mese dalle elezioni non c'è il governo. È così. Un Questa- saggio, questa un è saggio, un una- applauso per no, Mao. questa è una parola che mi ha fatto tutta, grazie. Anche in grazie. gregoriano. Questa dei gregoriani effettivamente è una cosa particolare, che ci mettiamo del tempo, è abbastanza lunga, devo È dire. abbastanza lunga, ma Io non rende, so rende neanche- proprio l'idea, perché senti proprio il È un lavoro. tormento. No, però bisogna dire, devo confessare che è un lavoraccio, perché poi tu devi lavorare con dei tempi strettissimi, perché in questo caso, vabbè, adesso il governo, però anche lì potrebbe essere da un potrebbe giorno arrivare il all'altro. governo, allora devi Quindi farlo in anticipo. Devi sempre fare veramente delle corse incredibili e bisogna darti atto che hai una maestria in quel tuo studio incredibile. Ormai Cioè, fai di diciamo tutto. che facendo parte della tappezzeria conosciamo bene. Conosci bene tutta quanta la E in, faccenda. in velocità sgambettiamo. Allora, senti Max, io approfondiamo ancora dopo il tuo mondo, ricordiamo poi, abbiamo detto di Comane, sempre la cosa del 27, quindi venerdì. Certo, 27. Perché io a questo punto dovrei avere, diciamo, pronti quasi